Che non esiste la persona stonata, esiste la persona che non si ascolta. Siamo qui col mio amico Francesco Grande Malapena. Lui non lo sa, tu sei il mio maestro. Tu sei stato quello che mi ha spinto da passare da suonare un po' con la chitarra così in camera a suonarla un po' col pubblico. Qual è la prima cosa che dici a un ragazzo che vuole cantare? Si danno tutti i consigli della tecnica diaframmatica, di come la respirazione soprattutto. Quindi si comincia proprio da una parte, diciamo, di respirazione tecnica, Assolutamente. di suono, di come... Ma anche per il canto pop, il canto lirico è molto diverso perché tu devi impostare la voce, ti faccio vedere, adesso stiamo parlando normale, io imposto la voce, la senti la sonorità che è diversa. No? Questo serve perché nei teatri lirici si canta senza microfono. È possibile che uno che proprio non sa cantare, negato, che riesce poi a cantare? Allora ti dico una cosa, che non esiste la persona stonata, esiste la persona che non si ascolta.